Gennaro è il fratello di tutti, che tutti avrebbero voluto avere nella loro vita, perché è una persona eccezionale, una persona che lotta da quando è nato, perché sta così da quando è nato, e pur lottando contro tutto e tutti, è riuscito a ottenere delle cose che gli hanno permesso di raggiungere gli obiettivi a lui cari, grande passione per il calcio e soprattutto per la politica. I primi riscontri, diciamo, della sua malattia si sono avuti intorno ai 2 mesi, quando fu proprio mia nonna che ebbe qualche dubbio della sua condizione, e poi chiaramente andando avanti hanno avuto la certezza di quello che era. Insomma, la sua malattia è tetraparesi spastica, invalido al 100%, non muove niente, non ha neanche un dito, è una malattia incurabile chiaramente, anche se mia madre ne ha tentate tutte di cotte e di crude. Non so mia madre come ha fatto nella sua vita a fare tutto quello che ha fatto. Oltretutto il nostro padre è mancato quando lui aveva 17 anni, io ne avevo 14. Siamo nell'analisi, se vogliamo, di quello che è stata la vita di Gennaro, la vita della famiglia comunque di Gennaro, e l'assoluta mancanza, come già ho detto prima, assoluta mancanza dello Stato, assoluta mancanza di aiuto. Una persona alle condizioni di Gennaro può vivere tranquillamente con 250 euro di pensione e 500 da compagno, quando una sedia a rotella costa da 500 a 700 euro. E infatti si vede, perché le condizioni di questa carrozzina, guardate come che roba, neanche questa passa allo Stato, non si ha un aiuto né pratico e neanche economico, perché se alla fine le famiglie, diciamo, che hanno questo tipo di problematica in casa potessero avere un aiuto economico, non sarebbero neanche costretti ad abbandonare i propri figli. Lui ha perso mano a mano i denti nell'arco della vita. In Italia non ci sono strutture attrezzate per curare questo tipo di pazienti. Lui ha avuto la fortuna tantissimi anni fa di incontrare. Avevamo un medico del paese che era un dentista, il dottor Dorsi Enzo, il quale prese la responsabilità e il buon cuore di fargli questa protesi, ma certamente non è la soluzione giusta per un ragazzo in queste condizioni, perché è anche piuttosto pericolosa, perché non potendo effettuare un'impronta che faccia sì che poi la protesi rimanga ferma, oltretutto il fatto che lui non può togliersi con le proprie mani una protesi, ma ha bisogno sempre di qualcuno, porta a dei rischi estremamente importanti, come il fatto di magari mangiarsela, quindi soffocare per una cosa del genere. Quello invece che è importante è che veramente si dovrebbe pensare, principalmente lo Stato, dare la possibilità a questi ragazzi di poter essere anestetizzati, quindi può essere portati in cliniche, in ospedali, in anestesia completa. Noi siamo qui, siamo in Moldavia, precisamente siamo nella capitale della Moldavia, Chisinau. Abbiamo avuto la possibilità di avere delle informazioni di un certo dottor Palmas, diciamo uno dei responsabili di una clinica, del Policlinico SOS Clinica Dentaria qui di Chisinau, che abbiamo una possibilità qui di poter ottenere qualche cura che dove in Italia invece non c'è, dove in Italia non esiste. Da pensare che lui è in una condizione in questo momento in bocca veramente tragica, perché ha perso tutti i denti di sotto e sopra ha una protesi di pochi denti perché si è rotta, scheggiata, quindi è estremamente pericolosa. In Italia, al di là di non avere strutture, perché non è possibile diciamo, fargli una protesi fatta bene, in quanto bisognerebbe addormentarlo totalmente, perché sennò altrimenti non è possibile, ma oltretutto i costi sono impossibili. Solo per le protesi sopra e sotto, le 2 protesi inferiore e superiore, ci hanno chiesto dai 4 ai 5.000 euro, 250 euro di pensione, 500 al compagno e pretendono pure che uno si faccia i denti. I costi in Italia sono proibitivi, non è possibile fare assolutamente una cosa del genere. Inoltre
Non è che non sia possibile, è possibile, è che non lo fa, lo possono fare solo chi ha soldi. In Italia c'è solo la possibilità di andare privatamente e quindi parliamo di cifre che vanno per un intervento fra i 20 e i 30 mila euro. Avevamo difficoltà a fare delle protesi da 4-5 mila euro, figuriamoci una cosa del genere. È stata una sorpresa per noi perché non abbiamo visto soltanto la possibilità di poter fare questo economicamente, ma anche il discorso abbiamo trovato un'umanità e una disponibilità fuori dal comune. Devo essere sincero, non mi aspettavo di trovare una comprensione, un amore verso questo tipo di problemi, cosa che purtroppo in Italia non c'è. In Italia c'è un menefreghismo assoluto nei confronti di persone che soffrono questa condizione. Pensate di stare senza denti? Cosa si mangia? Pappine, purè, o comunque per chi gli è vicino, avere la possibilità di fargli mangiare qualcosa di diverso, come un pezzo di carne, significa starlo a stropicciare continuamente con forchetta e coltello per renderlo morbido e darglielo, quindi significa che un pezzo di carne ci si mette 2 ore a mangiarlo. Poi esiste una persona che non riesce a comprendere cosa significa avere in bocca dei denti e cosa significa non averne per nulla. Quindi da questo punto di vista io mi auguro che veramente qualcuno possa fare qualcosa nei confronti di queste persone che sono abbandonate a loro stessi. Benvenuti alla seconda puntata del nostro format dedicato alle cure estreme della bocca e più precisamente al problema delle cure sanitarie. Perdere i denti psicologicamente è paragonabile allo shock di una mutilazione fisica. Ho visto donne di soli 35 anni piangere di fronte a uno specchio vedendosi mutilate. Ragazzi giovani senza neppure un dente per poter mangiare, potersi relazionare, oppure persone disabili che avevano subito l'estrazione di tutti i denti con una protesi poi di plastica in bocca. Quando iniziai anni fa a lavorare da giovane dentista pensavo e credevo che essere medico avesse significato per me aiutare realmente le persone. Avevo studiato tutti quegli anni in università per fare qualcosa di grande, di utile per i miei pazienti, ma la realtà del lavoro fu invece ben diversa dalle mie aspettative. Visitavo persone malate che non potevo curare per via dei costi delle terapie. Sapevo di avere le capacità per aiutarli, ma non potevo metterle in pratica perché non potevano accedere alle cure. Questo era per me un motivo di grande frustrazione. Ascoltavo le loro storie, donne che avevano vergogna di dormire col proprio uomo per via della protesi mobile che portavano in bocca e ciò che avrebbe pensato se il loro uomo avesse capito che non aveva più i denti, l'avrebbe baciata ancora. Comprendevo l'umiliazione continua a cui erano sottoposte nella vita quotidiana queste persone, trovarsi in uno stato fisico e psicologico devastante. Lavoravo e riflettevo su quello che era realmente il ruolo del medico nella società, nel mio caso di dentista, di odontoiatra. Lavoravo in uno stato che dopo anni ho capito essere il vero mandante di tanto dolore, le tasse. Perdere un dente sul piano psicologico che fisico equivale alla perdita di un dito. Pensate a perdere tutti i denti, non è solo un apparato per mangiare la bocca, con la bocca si parla, ci si relaziona con gli altri, in sintesi si costruisce il proprio futuro. Si sorride alla donna o all'uomo che si ama, alla donna che magari si sogna di sposare un giorno, si sorride a un figlio, si mangia e si mantiene la salute del proprio corpo. Come vedere e sentire così mangiare è un bisogno umario primario, un diritto umano.
Se uno di questi bisogni primari viene intaccato, la qualità della vita stessa peggiora. Non si sta parlando di avere i denti per poter fare la modella, ma si sta parlando, dicevo, di un diritto umano, del diritto a nutrirsi, un diritto che dovrebbe essere garantito da tutte le costituzioni di ogni nazione in questo mondo. Denti e mani sono la prima cosa che le donne guardano in un uomo. La posizione sul viso del sorriso è centrale, li rende un efficace biglietto da visita sociale. Considerare la cura della bocca come una cura accessoria è violenza dei nostri diritti fondamentali. Rifletti bene su tutto ciò che riesci a fare con le mani, con gli occhi, con la vista, con l'udito. Ogni giorno pensa a quello che tu fai con questi straordinari regali che ti ha fatto la natura. Immagina se da un giorno all'altro dovessi iniziare a perdere le dita, le braccia, diventare cieco, sordo, peggio ancora perdere l'uso delle gambe. La tua vita pensi che cambierebbe? E se poter avere la sedia a rotelle dovessi spendere più di 40.000 euro? Perché perdiamo i denti? Questa è la prima domanda che dovresti farti. Perdere i denti non è casualità. Talvolta la causa è un trauma, un incidente stradale, la scarsa prevenzione, altre volte la causa della perdita di denti è una condizione di predisposizione genetica chiamata volgarmente piorrea. Il paziente è carente di un fattore, l'interleuchina 1, importante scudo di difesa dagli agenti infiammatori batterici. Alcune categorie di pazienti si ammalano di carie e non hanno possibilità di curarsi. Il problema diventa sempre più grave fino addirittura alla perdita appunto dei denti. Alcuni pazienti hanno condizioni o sindromi che impediscono la corretta igiene quotidiana, altri soffrono di bruxismo, la odontofobia. Tu pensa a un paziente disabile che trema, che non ha la possibilità di tenere la mano ferma quando lava i denti. I motivi per cui perdiamo i denti, insomma, sono tanti, ma ciò che lascia stupefatti è che quasi sempre sarebbe stato possibile limitare i danni o prevenire completamente la perdita dei denti. I denti sono un biglietto da visita sociale. Il problema che colpisce i miei pazienti non è un problema che può essere nascosto, come per esempio le emorroidi. Questo disagio si trova in mezzo al viso, come dicevo prima, alla portata di tutte le persone con cui ci si relaziona ogni giorno. Perdere i denti significa avere problemi estetici, avere la piorrea significa avere il fiato che puzza. Quando parli con le persone, queste reclinano la schiena indietro per non sentire il fetore che esce dalla bocca malata. Il paziente che non può curare i denti viene etichettato come poveraccio senza soldi oppure come un drogato dai suoi circoli sociali. I non addetti ai lavori ignorano che, come nel caso della malattia parodontale, la piorrea, la causa sia genetica. E la ragazza che ami inizia a avere repulsione nel baciarti. Il bacio è il termometro dello stato di salute di una coppia. Se hai la bocca marcia, chi è che ti bacerà mai? Supponiamo che tu abbia di fronte una persona che ti attrae. Questa sbadiglia e nel momento in cui apri e intravedi del metallo ad una protesi che porta in bocca, pensi che ti bacerebbe ancora o tu la baceresti ancora? Supponiamo che dalla bocca quando parla fuoriesce un odore del tutto sgradevole. A quel punto fai 2 più 2 e in te si rafforza l'ipotesi che abbia qualcosa di strano in bocca. Anni fa lessi di uno studio su come le coppie si selezionano in base all'odore, all'alito, all'odore della pelle. Pare essere un fattore determinante nella selezione del proprio partner. Ma voglio ancora estremizzare di più la situazione, che poi parlo di storie e preoccupazioni reali raccontatemi dai miei pazienti. Pensi che con la litosi avrai mai la donna dei tuoi sogni? Oppure che avrai mai una partner che ti darà i figli che meriti in questa unica vita? La soluzione certo è curare la malattia. Il problema che sta fra te e la soluzione e spesso è di 20-40.000 euro da spendere. Ho collezionato preventivi che mi sono stati portati in Moldavia dai miei pazienti di addirittura oltre 44.000 euro. Cifre esorbitanti, quasi proibitive.
Ora voglio chiederti qual è il costo che ha tutto ciò a livello nazionale. Il costo è un costo sociale elevatissimo. Lo Stato non risparmia ma perde tanti soldi. Quando un cittadino che non può curarsi e avere le migliori cure si ammala e lo porta magari la malattia a perdere il lavoro, questo porta poi una catena di ripercussioni inevitabili sul prodotto interno lordo di un paese. Come poi vedremo nelle puntate più avanti, in realtà dare le cure gratuite ai propri cittadini porta sul medio e lungo termine una nazione a guadagnare dei soldi. La prevenzione lascia nelle tasche delle famiglie miliardi di euro. Ho conosciuto pazienti rovinati dalle banche, storie di genitori finiti in mezzo a una strada perché non gli avevano pignorato le banche e la casa, perché avevano un insoluto dovuto a un prestito incontrato con la banca per delle cure mediche. Tutto questo non dovrebbe essere consentito nel 2017. Spesso in questa società ciò che è lecito ci danneggia, mentre ciò che realmente ci aiuta non viene fornito gratis e le soluzioni al sistema malato vengono osteggiate dalla TV e dalla stampa nazionale. Vivi in un paese dove alcol e sigarette vengono venduti illegalmente, una società ipocrita. Se lo Stato non è con te, probabilmente fatti una domanda, allora è contro di te. E tu faresti mai crescere i tuoi figli in un ambiente socio-economico che fa di tutto per approfittare di te? Io per questo ho fatto la mia scelta e me ne sono andato da questo paese. Ma chi sono i più colpiti dal problema del dentista caro? I veri invisibili sono i giovani senza lavoro, gli anziani pensionati senza probabilmente in futuro più la pensione, le giovani coppie, famiglie e i disabili. Supponiamo un giovane con piorrea avanzata. Oggi questa persona ha davanti a sé 3 strade. Essere fortunato e avere da parte 40.000 euro per mettere i denti fissi. Ricordo che a oggi la disoccupazione giovanile sta al 50%, oppure accedere a un prestito con qualche banca o parente. Ripagherà mai questo prestito? E se dovesse restituire la somma, quanti anni della sua vita avrà lavorato solo per poter riavere i denti? E il matrimonio, i figli, la famiglia, una vita praticamente interrotta da un problema genetico. Mettersi l'alternativa 2 dentiere di plastica mobili alla ASL. Gli anni passeranno e con gli anni perderà anche l'osso necessario per rimettere poi i denti fissi. Il risultato, un giovane con 2 dentiere mobili in bocca senza la possibilità più di riavere i denti fissi. Quali risvolti psicologici e ripercussioni sui rapporti sociali? La terza opzione sarebbe quella di orientarsi all'Europa e andarsi a curare all'estero, presso un policlinico come il nostro. Supponiamo ora un anziano senza più i denti, un pensionato con 600 euro al mese, ai quali l'unico piacere che è rimasto è quello di mangiare. A una certa età mangiare e nutrirsi è l'unico piacere che resta nella vita. Lasceresti mai i tuoi genitori in uno stato di indigenza? Ogni lavoratore paga mediamente più di 100.000 euro di tasse alla nazione durante la propria vita. I materiali per ricostruire integralmente una bocca ammontano a circa 6-7.000 euro. Per quale motivo al lavoratore che ha pagato le tasse non vengono riconosciute le cure sanitarie della bocca? Ci sono decine di studi scientifici riguardanti l'impatto che comporta la difficoltà di alimentazione sulla qualità della vita dell'anziano. Tutti prima o poi, con un po' di fortuna, arriveremo alla terza età. Provo tenerezza e rabbia quando vedo un anziano che è indifeso e umiliato nella dignità dallo Stato, quando vedo quei servizi alla TV degli anziani che fanno la fila alla Caritas per poter avere un pasto. Ragazzi, svegliamoci, questa è una guerra contro lo Stato per riottenere i nostri diritti umani. Guardo e penso, se loro fossero i miei genitori, questi anziani, e dopo tutto quello che hanno fatto per me in questa vita, dopo tutte le energie spese per lo Stato, le rughe sul loro volto, ogni ruga è un sacrificio, e noi impediremo mai a queste persone di nutrirsi? Questo è maltrattamento, violenza, tortura.
specialmente nel momento in cui queste persone hanno pagato i contributi e queste persone stanno chiedendo di avere il diritto a nutrirsi in età senile, nell'anzianità. Nutrirsi non può essere un lusso. Ai miei genitori non impedirei mai di non potersi nutrire. Un'altra categoria a rischio sono le giovani coppie. Ho conosciuto l'anno scorso un uomo di soli 40 anni che ha divorziato per il dentista. Questo ragazzo aveva la piorrea, era entrato dentro a una catena franchising in Italia, gli fu presentato un piano di cura con relativo preventivo totale 44.500 euro per mettere 8 impianti dentali sopra e 8 sotto e tutti i 28 denti mancanti in metalloceramica tra l'altro. Questa persona, essendo precario, non aveva questi soldi e il commerciale di turno di queste società private che fanno business dell'odontoiatria si attivò per fargli accendere un prestito con busta paga della moglie tra l'altro. Dopo 2 anni non ha più potuto onorare la finanziaria che aveva acceso, il prestito, e la moglie aveva perso il lavoro. Dopo 1 anno non avevano più soldi né per i loro 2 figli né per mangiare. Dopo poco poi hanno divorziato, sono separati. Oggi la proprietà della loro casa appartiene alla finanziaria. Praticamente tutto questo non sarebbe mai successo se non avessero acceso quel mutuo, quel prestito. Una famiglia distrutta. La beffa è che lo Stato doveva garantire loro la salute e invece è stato complice, non ha dato loro la soluzione, il prestito versato al centro medico è stato regolarmente tassato, quasi la metà delle tasse, dei soldi pagati in tasse. Dunque parte dei soldi per i quali avevano acceso il prestito erano andati poi nelle tasche del fisco, dello Stato. Chi ha vinto, chi ha perso? La vergogna è che accendersi un prestito con gli strozzini è legale. Alle banche dovrebbe essere proibito di lucrare e prestare soldi a chi si trova in difficoltà di salute fisica. Come vedremo più avanti nelle prossime puntate, ciò che conosci e accetti della società moderna dovresti metterlo in discussione. A oggi la soluzione della ASL non c'è. Tutti sappiamo le liste d'attesa del sistema pubblico e anche se farai la fila nel frattempo i denti continueranno a marcire nella bocca, quindi la malattia peggiora. Per mesi dovrai dormire con i dolori, nel frattempo i denti che si sarebbero potuti salvare saranno da tirare via. Alla fine ricorda il tuo turno e ti viene proposta come soluzione moderna una bellissima dentiera di plastica, mobile. Per onestà intellettuale alcuni reparti di alcuni ospedali offrono l'implantologia in Italia, ma poi se si vuole protesizzare gli impianti, e qui non dico altro. Il sistema pubblico deve, insomma, essere un sistema a 5 stelle, non un finto sistema pubblico. Per la mia opinione, pubblico e privato non possono coesistere, o meglio, se un medico fa pubblico, ripeto, non può fare privato. E siccome tutti i medici hanno amici medici, anche impedendo a questi di fare privato, ciò non impedirebbe di passare biglietti da visita e di rotare pazienti in studi medici privati di colleghi. Sarò estremista, ma in cuor mio penso che dovrebbe essere impedito a un medico di curare esseri umani a pagamento. Faccio spesso l'esempio del parroco, sarebbe strano un parroco che chiede soldi per una confessione. Certo che sì. È un politico che vorrebbe soldi per fare il suo lavoro. Certo che sì, anche quello sarebbe strano. Perché non è strano che un medico abbia un listino prezzi? Alcune figure non possono essere una professione, alcune sono attività che si devono fare per vocazione. Fare il parroco, il medico, il politico, il volontario, il crocerossino dovrebbe essere una vocazione. Rifletti attentamente sopra questo punto. Uno Stato che offre a un giovane la dentiera di plastica non può essere considerata una nazione moderna. Ma ora stiamo correndo troppo e anticipando troppi temi. Per ora ti do un saluto da parte mia, di Dottor Palmas, da parte di tutta la nostra equipe qua dalla Moldavia. Fai clic qua sotto, iscriviti al nostro gruppo Riabilitazioni Estreme
della bocca, perché stiamo costruendo un esercito di cittadini che vogliono i loro diritti. Un saluto.